questi esempi dei santi, dei cristiani e anche di Gesù, no? Di lodare Dio nei momenti difficili ci aprono le porte di una strada molto grande verso il Signore e ci purificano sempre. La lode purifica sempre. I santi e le sante ci dimostrano che si può lodare sempre, nella buona e nella cattiva sorte, perché Dio è l'amico fedele. Questo è il fondamento della lode. Dio è l'amico fedele e il suo amore non viene mai meno. Sempre lui è accanto a noi, Lui ci aspetta sempre. Qualcuno diceva è la sentinella che è vicino a te e ti fa andare avanti con sicurezza. Nei momenti difficili e bui abbiamo il coraggio di dire benedetto sei tu, Signore, lodare il Signore. Questo ci farà tanto bene.